ci sono persone che parlano e rappresentano un consenso sul territorio che è pari a zero. Per fare l'interesse del movimento bisogna non alimentare le tensioni, bisogna cercare di lavorare perché creare confusione all'interno comunque indebolisce la Lega. Flavio Tosi lancia messaggi di pace, chiama la Lega non contesta. Il segretario nazionale cerca di buttare acqua sul fuoco in vista di Pontida, dove si presenterà con Venezia e Vicenza commissariate, e con Treviso appena uscita da un direttivo drammatico dove il segretario provinciale Giorgio Granello ha dato le dimissioni. Io mi auguro che Giorgio ritiri le dimissioni, perché la Lega a Treviso va al voto in città e non solo, ma ovviamente la città di Treviso è particolarmente importante. Fra poco più di un mese. E quindi appunto io spero che Giorgio, visto che si è impegnato fino adesso al servizio del movimento, continui nel suo mandato, perché l'interesse del movimento oggi è quello di andare avanti sereni e uniti verso le elezioni e la riconferma di Gentilini e Treviso. Il raduno leghista di domani è il ticchettio di una bomba a orologeria. Tra contestazioni a Maroni e Tosi, applausi a Bossi e la richiesta immediata di un congresso, potrebbe passare in sottordine la macro regione. Oggi attraverso Roberto Maroni, Luca Zaia e Roberto Cota, con il possibile allargamento, perché la Lega ha chiesto, il Friuli ha già aderito, ha chiesto anche ad Emilia Romagna e Liguria di aderire alla macro regione. Oggi c'è un percorso per ottenere realmente dei risultati in termini di federalismo, di buona gestione delle risorse, di riorganizzazione del paese. Pontida serve a questo, cioè la macro regione devi dire cos'è, in che tempi la fai, cosa comporta, quali benefici può ottenere la famiglia o l'impresa veneta. E quindi per questo è importante Pontida, per tornare a essere concreti e pratici su temi che sono comprensibili e a portata di mano. Insomma, Flavio Tosi preferisce pensare al futuro che ha un presente sempre più elettrico. Domani passerà dalla Fiera di Verona per l'inaugurazione di Vinitaly, poi andrà a Pontida, dove è certo che non finirà a Taralluce e Vino.